C'è stata una grande spinta da parte del pubblico che è stato accanto a voi dall'inizio, ma nell'ultimo minuto si è sentito proprio tutto il palazzetto che vi ha dato la carica necessaria per portare a casa la vittoria. Sì, è incredibile l'atmosfera che si è creata qua a Cividale intorno alla squadra, è davvero bellissimo ed è ogni volta motivo di orgoglio e ci dà davvero un'energia incredibile. Oggi è una partita che stava andando insomma via, però invece siamo riusciti, grazie anche alla spinta del pubblico soprattutto, a rimetterla in piedi in qualche modo e vincere, una vittoria molto importante. Ecco. È da sottolineare però anche la grande unione del gruppo, perché siete sempre uniti, vi date sempre la carica a vicenda, anche Giacomo Dell'Agnello è entrato benissimo nel gruppo e si è integrato e sembrava sempre con voi da sempre e quindi è importante anche questa unione che ci mettete sempre. Sì, no, è vero. Jack è entrato super e si è fatto subito parte del gruppo come se fosse con noi dal primo giorno, e la stessa cosa anche Dalton, nonostante sia americano, è uno di noi totalmente e anche oggi si è visto facendo alla fine dei canestri di grande agonismo più che di classe, perché voleva vincere a tutti i costi e infatti questa è la nostra forza e oggi l'abbiamo dimostrato. Grazie. Tu sei sempre accanto a Eugenio e alla squadra a bordo campo per seguire le partite. Qual è l'emozione di vivere da bordo campo e di vivere anche l'atmosfera del Palasport? Allora, io anche come ex giocatrice però di pallavolo la vivo malissimo. Onestamente finisco le partite, che sia vinta o persa, con le mani che mi tremano, sudori freddi fino alla fine, però riesco a gioire di qualsiasi canestro, che sia il suo, va bene, ok, ha un piccolo posto nel mio cuore, però in questo sport la differenza la fa la squadra, quindi qualsiasi canestro che entri è una gioia, questo sì. Se tu volessi mettere in evidenza una caratteristica della squadra, anche come esempio per i ragazzi, per i tanti ragazzi che riempiono la curva, il Palasport, e anche per le scuole, perché la società è molto attenta anche al rapporto con le scuole, quale sarebbe secondo te la parola caratterizzante della squadra? Allora, secondo me la resilienza, perché comunque anche stasera hanno dimostrato che nonostante fossero sotto dall'inizio della partita non hanno mai mollato un colpo e alla fine se la sono sfangata. Quindi direi la loro capacità di unirsi, essere omogenei e sovrastare l'avversario, nel rispetto dell'avversario. Grazie mille.